Messina, è una palla fin troppo facile forse che le alzo nei confronti di questo governo, del governo precedente e quant'altro, ma non critichiamo il passato. Ora qui bisogna intervenire in modo serio. Addirittura oggi il Fatto Quotidiano apriva che quello che si doveva dimettere era Zanonato, figuriamoci. No, ma io credo che quello che stia accadendo nel nostro paese è un fatto di una gravità straordinaria, perché arriva un imprenditore di un altro paese per venire a imporre le regole in Italia e noi non riusciamo a farci rispettare. Questo è il tema. Vede, il caso Electrolux è uno dei casi, giustamente citava lei, sono 149 le vertenze aperte, ma Electrolux, il tema è: arriva un'azienda e dice: se vuoi ti ricatto a casa e ti dico, se vuoi stare aperto riduci a 700 euro lo stipendio dei lavoratori. Ma all'Electrolux andrebbe chiesto: scusami, sei un gruppo svedese, hai l'industria in Germania e l'industria in Svezia. Vorremmo sapere per quale motivo in Germania e in Svezia i lavoratori guadagnano il doppio dei lavoratori italiani attuali e oggi chiedi agli italiani di ridurre a metà lo stipendio perché se no in Italia ci perdi. Evidentemente c'è qualcosa che non torna, c'è uno Stato che non si fa rispettare. Questo è quello da dire a queste aziende, perché francamente avere in Italia le aziende che prendono con la cassa integrazione, giocano sulla pelle dei cittadini e dei lavoratori, francamente forse è meglio perdere che trovarle. Bisogna farsi rispettare. Oggi è un'altra triste giornata perché la Fiat ha abbassato la maschera. Messina, aspetti, perché il tema Fiat lo approfondiamo. No, lo approfondiamo dopo. Sì, allora sì. dico, chiudendo l'Electrolux, quindi io consiglierei al ministro Zanonato, è inutile dire, l'ha chiesto anche la Serracchiani, che si dimette, il tema non è il ministro deve stare lì e provare a risolvere il problema, però a questo punto io pretendo che il ministro Zanonato si faccia rispettare e faccia rispettare i diritti dei lavoratori italiani.